Veneto Banca, il giudice di Roma dispone il trasferimento alla procura di Treviso per il procedimento che vede imputate 11 persone. Si ricomincia da capo, allarme dei risparmiatori, rischio prescrizione. Indagati per lesioni colpose i 2 carabinieri che hanno aperto il fuoco contro i banditi nella zona industriale di Montecchio la notte tra venerdì e sabato. Atto dovuto, precisa la procura. Un accordo di governo Lega-Movimento 5 Stelle non è impossibile. A dirlo ieri sera a Ring il deputato del Carroccio Massimo Bitonci. Per il premio spunta il nome di Giorgetti, nominato oggi capogruppo alla Camera. Oggi compleanno speciale al tempo di bilanci per il governatore del Veneto Zaia, da promettente leva del Carroccio nei primi anni 90 al 2018, che ha portato il primo passo dell'autonomia del Veneto. Indagini serrate sulla rapina subita dal 38enne di Borso del Grappa, rapinato, legato e abbandonato in strada. Parla il Netturbino che ha salvato la vita alla vittima, uno spavento, pensavo fosse morto. Incidente nel Bellunese, auto finisce fuori strada e precipita per 25 metri lungo una scarpata, ma i riflessi di 2 anziane sorelle permettono loro di uscire dall'abitacolo. La storia di una signora vicentina che per la prima volta è venuta nella Marca, San Biagio di Callalta, alla ricerca delle origini della mamma defunta. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con il crack di Veneto Banca, perché il giudice di Roma ha disposto il trasferimento alla procura di Treviso per il procedimento che vede imputate 11 persone. Si ricomincia dunque da capo e questo preoccupa non poco i risparmiatori che ora temono la prescrizione. Cambia che si rinizia tutto quanto da zero. Il primo effetto è quello che maggiormente preoccupa i 10.000 risparmiatori messi in ginocchio dal crack di Veneto Banca. Si ricomincia da capo e si ricomincia a Treviso. Il processo passa nel territorio dove il dissesto ha creato un esercito di vittime. Il GUP di Roma ha disposto il trasferimento alla procura di Treviso per competenza territoriale del procedimento che vede imputati 11 tra ex responsabili dell'istituto e altri manager coinvolti. Tra i nomi più noti l'ex AD dell'istituto di credito Vincenzo Consoli, l'ex presidente Flavio Trinca, Stefano Bertolo, responsabile della direzione centrale amministrazione dal 2008 al 2014, Flavio Marcolin, ex responsabile degli affari societari e legali, Pietro Dagui, un lungo periodo al vertice di Banca Intermobiliare, Gian Claudio Giovannone, titolare della Mava SS, Mosè Fagiani, responsabile commerciale dal 2010 al dicembre 2014 e Massimo Lembo, all'epoca capo della direzione Compliance. Nei loro confronti, a seconda delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Banca Italia e della Consob e agiotaggio. Il GUP Lorenzo Ferri ha accolto una eccezione presentata dalle difese, dichiarando la propria incompetenza territoriale e ha ordinato la trasmissione del fascicolo alla Procura trevigiana. Quindi veramente i tempi della prescrizione probabilmente arriveranno quasi sicuramente. Lo spettro è proprio questo, dati i tempi della giustizia. In un sistema che trasversalmente non funziona, esserci affidati all'unica strada della giurisdizionale, diciamo, forse non è stata proprio una scelta opportuna. Io sono stato sempre del pensiero che qui la cosa o si risolveva fuori dai tribunali, cioè con una mediazione, con una transazione con le banche, oppure dal momento in cui le banche non ci sono più, lo Stato tramite il fondo si doveva far carico di risolvere questa questione. Già, il fondo, quello che il governo ha disposto ma che deve essere erogato, in attesa di capire cosa accadrà dal procedimento giudiziario, armandosi di pazienza, le risposte più celeri potrebbero arrivare paradossalmente dalla politica, condizionale, d'obbligo. Tutti in campagna elettorale hanno dato il massimo supporto per risolvere la questione delle 2 banche venete e speriamo che adesso mantengano gli impegni presi in campagna elettorale. La cronaca continua, la caccia ai banditi che nella notte tra venerdì e sabato hanno ingaggiato un inseguimento con i carabinieri nella zona industriale di Montecchio Maggiore nel Vicentino. Potrebbero essere armati e pericolosi. Intanto i 2 carabinieri che hanno sparato sono indagati.
L'auto in fuga, i carabinieri che intimano l'alto, la macchina che invece accelera, gli spari, il ferimento di un giovane foggiano che ora dovrà rispondere di furto. I 2 militari intervenuti nella zona industriale di Montecchio Maggiore saranno indagati dalla procura per lesioni colpose. Un atto dovuto, precisano gli inquirenti. Fatto sta che ora i carabinieri che avrebbero sventato un probabile furto dovranno difendersi spiegando perché hanno sparato. Così come dovrà essere chiarito se i fuggitivi abbiano esploso anche loro dei colpi di arma da fuoco in direzione della pattuglia. La politica con un compleanno speciale, quello del governatore Luca Zaia, che oggi compie 50 anni. E questa strada che ho fatto l'ho fatta assieme a moltissime persone. Compie oggi 50 anni Luca Zaia, il ragazzo di Bibano di Godega, la promettente leva del Carroccio di Giampaolo Gobbo e Giancarlo Gentilini, che la prima campagna elettorale l'ha fatta nel 93, a soli 25 anni. Da allora ne ha fatta di strada e sui social si susseguono i post di auguri. Oggi è il governatore più amato d'Italia e per molti il premier ideale. Chissà se a 28 anni da assessore provinciale all'agricoltura immaginava che avrebbe sottoscritto nel 2018 l'accordo con il governo per l'autonomia del Veneto, traguardo inseguito ostinatamente con l'aperto consenso dei veneti andati a votare in massa al referendum del 22 ottobre. Vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra, vince la voglia di dire che nell'alveo del rispetto della Costituzione e delle leggi si possono fare le riforme. Ma di tappe in questi 25 anni di politica Zaia ne ha compiute tante. Presidente di provincia, più giovane d'Italia, nel 98, anno in cui ha sposato Raffaella, nel 2005 vicepresidente della regione, ministro dell'agricoltura nel 2008, presidente del Veneto dal 2010, grande comunicatore, sempre tra la gente, presente sui luoghi dei più dolorosi disastri ambientali, l'alluvione di Vicenza e Padova, la tromba d'aria di Vallà di Riese e poi Refrontolo, la Riviera del Brenta, Cavallino Treporti, con lo spirito di risollevarsi subito. Il metodo Veneto è quello di far veloci, di essere rapidi e soprattutto di pensare al bene dei cittadini. Sportivo, appassionato di corsa, bicicletta ma soprattutto di cavalli, per lui il compleanno ideale, ci permettiamo di azzardarlo, sarebbe probabilmente una giornata trascorsa nella natura all'aria aperta e chissà che non sia andata davvero così. Prima uscita ufficiale e istituzionale nel suo Veneto per Maria Elisabetta Alberti Casellati, neopresidente del Senato a Padova, a Palazzo Moroni, l'incontro con il sindaco Giordani e l'abbraccio con il vescovo Claudio Cipolla. È inutile dire che sono emozionata perché questo riconoscimento che mi è stato attribuito è una cosa grande. Questa mattina mi sono alzata e mi sono detta se avevo sognato, perché questo è davvero la realizzazione di un sogno. Emozionata Maria Elisabetta Alberti Casellati ieri ha incontrato a Palazzo Moroni il sindaco Giordani, numerose istituzioni e di giornalisti. Il suo arrivo alle 19:30 è stato accolto da una folla di gente, elegantissima accanto al nipotino. Le sue prime parole: sarò un ponte per la mia città e per il Veneto. Sempre vicino alla mia città, io sono vissuta qui, è il mio territorio, il mio percorso politico l'ho fatto in questa meravigliosa città e io ci sono oggi, ci sono stata ieri, ci sarò domani, non dubitate. Oggi, ha detto, sono qui a festeggiare la mia nomina con voi, insieme a tutta la gente di Padova. Un incarico denso di responsabilità aggiunto la neopresidente in un momento difficile per il Paese. Un momento non facile, io sono ottimista perché ho avuto una elezione a larghissima maggioranza, il che significa che se con pazienza e determinazione noi riusciremo a metterci tutti assieme ad un tavolo, potremo iniziare bene questa legislatura. Anche qui bisogna crederci. L'abbraccio poi colmo di emozioni con il vescovo di Padova Claudio Cipolla. La Casellati ha chiesto di ricordarla nelle sue preghiere per sostenerla in questo nuovo incarico.
Intanto oggi a Roma Giancarlo Giorgetti è stato nominato da Matteo Salvini capogruppo della Lega alla Camera e proprio il nome di Giorgetti è uno dei più accreditati come premier in alternativa allo stesso Salvini e a Di Maio, un nome capace di mettere d'accordo tutti. Lo ha ribadito ieri sera nel corso di Ring il deputato del Carroccio Massimo Bitonci, che sull'accordo Lega Movimento 5 Stelle dice non è impossibile. Io non vedo impossibile una alleanza, come è stato detto e ripetuto prima, tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Sarebbe opportuno per la Lega mollare Forza Italia al suo destino, stare con chi ci sta, per esempio la Meloni, e chiudere con i 5 Stelle? Sinceramente non vedo come la Lega possa mollare Forza Italia, però esistono anche i governi fatti magari sempre ipotesi, no, della Lega e da Movimento 5 Stelle, e esiste l'appoggio esterno. Sì, però non ha detto un governo di centrodestra con l'astensione per esempio del Movimento 5 Stelle su alcuni temi o il sostegno su alcuni temi. Ha detto un governo Lega 5 Stelle lei, Io penso che alla fine, vedete che alla fine si andrà verso un'ipotesi di questo tipo, perché nel momento in cui Matteo Salvini ripete anche questa sera che è pronto a verificare la possibilità che ci sia la terza persona, è una grande apertura nei confronti del Movimento 5 Stelle. Giancarlo Giorgetti io lo conosco da tanti anni, è stato presidente della Commissione Bilancio per tanti anni, insomma era il braccio destro quando c'era Bossi, lo è stato con Maroni e adesso con Salvini, ed è un grande potrebbe essere il premio, è un grande tessitore, e quello che dice Marco Bonet in realtà è quello che filtra negli ambienti parlamentari. E piacerebbe ai 5 Stelle quindi Giorgetti? So che piace a tutti. Intanto nuvoloni grigi sul futuro di Forza Italia, e in Veneto gli ex del partito non risparmiano critica. Silvio Berlusconi. Il tramonto della figura di Silvio Berlusconi è cominciato con queste elezioni e difficilmente vi sarà una nuova alba secondo i fuoriusciti da Forza Italia. Ha fatto l'errore di non ascoltare il territorio, di pensare che le scelte in una fase di grande cambiamento e soprattutto in una fase di grande voglia di partecipazione dei cittadini si volesse ancora imporre candidature dall'alto senza tener conto della base. Un sistema basato sull'autorità assoluta di Silvio Berlusconi, che per ora non sarebbe in grado di esercitarla con la stessa efficacia che in passato. È un metodo che, se funzionava quando Berlusconi aveva la capacità di dirigere il partito in modo verticistico, oggi il venir meno delle condizioni, a partire dal fatto della impossibilità nella sua candidatura, ha dimostrato e ha rivelato tutta una serie di problematiche che si sono tradotte con una consistente emorragia di voti. Il declino di Forza Italia, sostiene un altro ex, Marino Zorzato, non è comunque una buona notizia per il Paese in generale. Non si può stare senza un'area moderata e liberale, per cui il governo che nascerà probabilmente, io non dico che sarà populista, ma avrà una deriva che non sarà né moderata né liberale. Quanto alle prospettive future di governo, la previsione non è delle migliori. Posso immaginare anche che il centrodestra faccia un accordo nella sua completezza col 5 Stelle, penso che lo faranno, non credo che Forza Italia possa durare tantissimo in questo governo, e quindi che entri subito o che esca presto, in qualche modo penso che se un governo 5 Stelle Lega dovesse avere vita, durerà, ma come governo 5 Stelle Lega. Torniamo alla cronaca per occuparci nuovamente della violenta rapina a Borso del Grappa. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'uomo che ha soccorso per primo il 38enne tramortito dai banditi. Ho notato la sagoma di una persona, sembrava un po' un sacco, da quanto era un po' rannicchiata.
A parlare Maurizio De Lazzari, il netturbino che ha scoperto ieri mattina all'alba il corpo tramortito di Ivan Marin, il 38enne di Borso del Grappa, allevatore di cani, picchiato, derubato e lasciato abbandonato legato all'auto. La macchina si trovava in via Molinetto, un'arteria trafficatissima che collega Borso a Crespano. L'uomo, come ricorderete, si era fermato attorno alla mezzanotte per soccorrere una ragazza che chiedeva aiuto accanto a un veicolo fermo con le 4 frecce, ma era stato aggredito, aveva perso conoscenza fino al ritrovamento. Mi sono avvicinato, notavo che non dava segni proprio completamente di vita, era fresco, freddo come corporatura, e ho immediatamente avvisato le forze dell'ordine, i carabinieri. De Lazzari subito aveva temuto che per l'uomo non ci fosse più nulla da fare. Dava proprio l'impressione di non esserci più, ecco. E mentre parlavo con l'operatore del 112 ho notato un piccolissimo movimento nelle punte delle dita. Ha capito che era vivo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ha continuato a sollecitarlo per farsi raccontare ciò che era successo. Come ha detto, mi hanno battuto in dialetto, mi ha battuto come un baccaia. Una vicenda che riporta alla mente un simile episodio accaduto nell'ottobre 2015 a Solagna. Ivan Marin non rilascia dichiarazioni, ma certo è che la vicenda ha scosso e non poco il piccolo comune di Borso. In tanti si trincerano dietro il silenzio, ma c'è chi ammette al microfono la paura. Quello che è successo è una cosa incommentabile. Anche perché è una persona che vedete qua tutti i giorni. Esattamente, infatti quando ho saputo che è successo proprio a lui io ero senza parole, non ci credevo. No comment. E intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L'auto precipita per circa 25 metri lungo il dirupo e le 2 occupanti si salvano. La passeggera di 78 anni riesce persino a buttarsi fuori dal veicolo prima che imbocchi la vertiginosa discesa. Un'azione davvero stuntman che ha probabilmente salvato la vita alla donna. Salva anche la conducente di 70 anni finita fuori strada per una probabile disattenzione. L'incidente è accaduto ieri a Chiesa dal Pago, a Belluno, lungo una stretta strada nella parte vecchia del paese. Protagoniste 2 sorelle del posto. Entrambe sono ricoverate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Conseguenze ben più serie invece per l'incidente accaduto stamani in viale San Marco a Mestre. Nello scontro tra un'auto e una moto ha avuto la peggio il conducente del motociclo, della moto, trasportato in codice rosso all'ospedale all'Angelo di Mestre. Versa in gravi condizioni all'ospedale di Mestre il motociclista vittima di uno scontro con un'automobile in viale San Marco. L'incidente è accaduto questa mattina una manciata di minuti prima di mezzogiorno all'altezza dell'incrocio con viale San Sovino. Da subito le condizioni del motociclista sono apparse gravi al personale del 118 che l'ha stabilizzato e successivamente imbarellato e trasportato all'ospedale. L'uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e i medici stanno valutando un intervento chirurgico per la riduzione dei traumi riportati nel violento scontro. È andata meglio alla conducente dell'auto, una Peugeot Station Wagon, le cui condizioni di salute valutate al pronto soccorso sarebbero state giudicate guaribili in tempi relativamente brevi. La dinamica dell'incidente è al vaglio del personale del reparto motorizzato della polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge e deviato il traffico particolarmente intenso a quell'ora. Con la polizia locale anche i vigili del fuoco del comando di Mestre per le operazioni di soccorso. Qualche disagio alla circolazione dei mezzi pubblici, fermo il tram, deviati gli autobus su percorsi alternativi fino alla completa riapertura della strada. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto, ancora cronaca per parlare dell'incendio dell'azienda di Refrontolo Ovag Italia. Questa mattina i vigili del fuoco sono tornati sul posto per alcuni focolai che ancora fumavano. Intanto continuano le indagini sulle cause del disastroso rogo. Nuovo sopralluogo questa mattina da parte dei vigili del fuoco allertati per alcuni focolai che continuavano a fumare. Il materiale sotto quel che rimane della struttura completamente bruciata non era del tutto spento e l'odore acre che fuoriusciva ha messo in agitazione la gente.
Una squadra è quindi tornata sul posto. Intanto continuano le indagini sia da parte dei carabinieri che del NIAT, il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco, per accertare cosa abbia scatenato il disastroso rogo. Nessuna ipotesi per il momento, fanno sapere gli investigatori, viene esclusa. L'incendio sembrerebbe essere partito dalla zona degli uffici nella parte davanti. In pochissimo tempo ha avvolto l'azienda distruggendo ogni cosa. Le fiamme altissime sono state viste dai residenti. Là ci sono case anche vicine e ho detto chissà cosa può succedere perché siamo qua vicini, magari prende un pezzo e una cosa ma prende tutto. Poi mia nipote dice ma nonna guarda almeno dentro non c'è nessuna vittima perché non ci sono nessuno. Mi sono un po', ho detto beh dai, però le persone che lavoravano là e poi quello che capita in seguito perché... I dipendenti dell'azienda probabilmente saranno messi in cassa integrazione, mentre i residenti attendono i risultati dei rilievi effettuati nella notte ed il giorno dopo da ULSS e ARPAV in diverse zone di via Crevada. Nel sito del comune rimane l'appello emanato. Per massima precauzione, ARPAV e ULSS 2 raccomandano quanto segue: evitare di svolgere attività all'aperto e tenere chiuse le finestre, lavare accuratamente la verdura eventualmente raccolta nell'orto di casa. Voltiamo pagina con la storia di una signora vicentina che per la prima volta è arrivata nella Marca, San Biagio di Callalta per l'esattezza, alla ricerca delle origini della mamma defunta. Maria Sartor, nata il 3 marzo 1902. Maria Sartor era la mamma di Attilia Immigrati, la 92enne di Vicenza, salita agli onori della cronaca per aver sventato una truffa e aver permesso alle forze dell'ordine di bloccare uno dei responsabili. Stavolta però la signora Attilia non ci racconta del suo impegno per aiutare gli anziani e metterli in guardia contro i raggiri, ma della personale ricerca di documenti e materiale che la aiutino a ricostruire i primi anni di vita dell'amata mamma. E per fare questo è partita proprio dal paese d'origine della madre, San Biagio di Callalta. Cercavo di capire intanto questo paese che non l'ho mai visto e cerco di capire come è cresciuta i primi anni. La signora Attilia ha cercato di ricostruire la vita della mamma attraverso ricordi ritrovati nei cassetti. Ho trovato la carta d'identità e anche ho raccolto il diploma che lei prendeva perché scriveva poesie, libretti di poesie. Ma c'è una cosa che manca per completare la sua ricerca. Mi piacerebbe avere il suo certificato di nascita perché ho raccolto adesso da anziana quello che rimaneva di mia mamma dopo la sua morte. Tutto materiale che Attilia Immigrati intende lasciare ai nipoti. Adesso che sono diventata anziana vorrei lasciare ai miei nipoti segni o ricordi di quelli che erano più vecchi ancora di me. La visita a San Biagio di Callalta ha rappresentato per la signora Attilia un momento di forte impatto emotivo perché dice, anche se ha 92 anni, la mamma è sempre la mamma. Stando qua penso a mia mamma, hai capito? Tutto lì mi pare. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio questa sera Giovanni Zorzi del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Dal Veneto è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Molte nubi sulle nostre regioni, anche con qualche piovasco, specie sui monti. Vediamo il dettaglio di mercoledì 28 marzo. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati, qualche piovasco sarà possibile sul Bellunese, specie in serata, ma migliorerà presto. Vediamo insieme anche le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 16 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qui il cielo sarà molto nuvoloso e spesso anche coperto, anche con qualche debole pioggia a carattere sparso.
temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 17 gradi. Molte nubi anche sul Trentino Alto Adige, il cielo si presenterà a tratti coperto con qualche piovasco entro la serata. Temperature minime tra 6 e 4 gradi, massime in aumento e comprese tra 17 e 19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.